Il mio compito in realtà adesso è più semplice, perché Vanni Lodrano e Paolo Foris, da cui c'è sempre moltissimo da imparare. Giustamente dice Giacomo, non si sono limitati a fare i tecnici, ci hanno già messo la politica, quindi adesso devo fare l'ultimo tratto, insomma, per arrivare alla meta. Il dibattito politico sullo statuto, lo strumento costituente di cui si è molto parlato negli scorsi anni, concetto che è stato sostenuto anche da voi con molto entusiasmo, ma che è stato diciamo, il punto di differenziazione, anche di scontro forte nel mondo politico dal 90, scusate, dal 2000 ad oggi, o la consulta. Ma guardate, parliamo un linguaggio molto semplice, che poi è quello più pieno di contenuti. La scelta dello strumento dipende dall'obiettivo. Sembra evidente. Se voglio andare a Baradili, prendo la bicicletta o vado a piedi. Devo andare a Londra, piglio l'aereo, non ci arrivo con la bicicletta. Quando ci dicono in tanti, rimproverandoci, ma in fondo voi avete parlato solo dello strumento, ma manco per idea, e non è vero. Il problema è, se tu vuoi prendere lo statuto attuale, spolverarlo un po', ammodernarlo un po', teniamoci, togliere le ragnatele è sempre buono, ma insomma, allora non ti serve l'assemblea costituente. Se vuoi fare un'operazione profonda sul popolo sardo, sulla coscienza dell'identità, e su questa base dare alla Sardegna, diciamo, la nuova forma giuridica, istituzionale dell'autogoverno dei sardi, allora non ti basta una cosetta, non ti basta la bicicletta. Però rispetto a qualche anno fa, io sento, lo dico anche con amarezza, non solo non stiamo andando avanti su questo punto, ma stiamo tornando indietro. Arrivo a chiedermi se, e credo che anche voi abbiate in testa questa domanda, se l'Assemblea Costituente, con tutto ciò che noi abbiamo a torto o a ragione, io penso a ragione, collegato a questa idea forte, è ancora viva o è morta. Non voglio arrivare a pensare che sia morta, penso che respiri ancora, però non possiamo non vedere che c'è stata una sconfitta. Una grande occasione perduta. Su questo punto io voglio fare una notazione di chiarezza. La sconfitta sul percorso dell'Assemblea Costituente non ce l'ha inflitta il Parlamento, ce la siamo inflitta da noi medesimi. Non voglio dire che se la Sardegna fosse stata concorde sarebbe stato semplice farla accogliere dal Parlamento, non è così, sarebbe stato comunque difficile. Ma noi sardi, ciascuno con le sue responsabilità naturalmente, abbiamo sollevato il Parlamento perfino dall'obbligo di dare una risposta. Vecchio vizio, ci siamo affrettati a levar noi di mezzo il problema, dicendo al Parlamento ma no, non è necessario. Perché noi abbiamo proposto, torno alla questione, la scelta dello strumento dipende dall'obiettivo. Perché abbiamo proposto l'Assemblea Costituente? Certo, per rifare lo Statuto, con una grande partecipazione popolare, quindi questa era la Costituente, un'assemblea specifica, eletta ai sardi, con voto proporzionale, ma anche per modificare
le procedure previste dall'articolo 54 dello Statuto, che è appunto quello che disciplina le procedure per la revisione. Nel senso che la legge approvata dal Consiglio regionale nel 2001 chiedeva al Parlamento di autolimitare il suo potere, impegnandosi a pronunciarsi positivamente o negativamente, ma senza il potere di modificarla, sul testo di statuto proposto dall'Assemblea Costituente. Ecco, ma qual era il senso profondo? Io lo dico in poche parole perché il discorso si farebbe lungo, ma il senso profondo dell'Assemblea Costituente. Io penso che noi abbiamo cercato, attraverso quell'idea, di dare una risposta a due crisi. Da una parte la crisi dell'autonomia, svuotata dalla cattiva politica e superata dalle trasformazioni dell'ordinamento costituzionale italiano e, diciamo, dal modificarsi della cornice europea. Dall'altra una risposta alla crisi della politica. La politica negli anni scorsi, lo dico con un'espressione un po' forte, è stata in Sardegna fatta a pezzi, negata, distrutta. Da chi? Dagli attori della politica, dai partiti e da noi politici. E allora noi abbiamo pensato che l'Assemblea Costituente servisse non solo ad affrontare la crisi dell'autonomia, ma anche ad affrontare la crisi della politica, come se attraverso l'Assemblea Costituente volessimo far sorgere, diciamo, dall'interno, dal seno della comunità civile, la nuova regione e la nuova politica. C'era un elemento di utopia forse in questo? Forse c'era, ma non era un male, era una grande idea, un'idea forte. Un'idea forte, ma molti ci hanno detto, sì, è bella, ma non si può fare. Io invece dico che è una strada praticabile, se si vuole. Quando siamo stati a Palazzo Chigi, prescindo dall'inquilino, era il capo del governo. Ho esposto io di fronte a lui, mi hanno detto no, parla lui che è comunista. Palazzo Chigi, capo del governo, ha detto è interessante, non è che è condivisibile, io non capisco bene, però è. Poi siamo stati al Quirinale, dove ci sono persone che sanno più di che parlano quando si parla di Costituzione, di diritti. E Ciampi ha detto: io non entro nel merito, non posso entrare, non me lo consente la mia funzione, però è compatibile con l'ordinamento costituzionale. La strada che voi avete scelto è in armonia con la Costituzione. E qui ci avevano dato degli incendiari. Io ricordo ancora in Consiglio regionale persone, purtroppo, lo dico con sofferenza, non credetemi, non per fare polemica spicciola, della mia stessa storia politica e culturale, che ci davano degli eversori. Ciampi ha detto no, si può, sta a voi scegliere lo strumento, ma si può. Se volete fare questa strada è compatibile. Ci fu molta fiducia e molta speranza, molti di noi si sono trovati a tante cose insieme. Una parola di chiarezza va detta sulle responsabilità, perché è una cosa che rimane comunque. Poi vada avanti, non vada avanti, le responsabilità rimangono nella storia di questo popolo. Il centro-sinistra contrastò in Sardegna, non tutto il centro-sinistra per la verità, la gran parte, e contrastò a Roma, arrivando a Roma fino all'ostruzionismo in commissione. Il centro-destra ha sostenuto non solo
quanto persuaso, ha sostenuto a Cagliari, ma poi a Roma, acqua fresca. E l'Assemblea Costituente nella sua forma originale, abbiate pazienza un attimo, la forma originale è legge legge costituzionale approvata dal Parlamento che autorizza il Consiglio regionale a istituire un'assemblea speciale, l'Assemblea Costituente, che modifica le procedure dell'articolo 54. Quella si è così, per questa responsabilità si è negata. È venuta fuori una subordinata. Se non si può fare nella forma più forte, vediamo di fare qualche altra cosa. Nacque tra di noi all'interno del movimento per la Costituente e poi la sostenne, venne fuori per primo su questa idea il partito Salvo d'Azione, dicendo vabbè, insomma, la facciamo da noi. Il Consiglio regionale vota una legge che istituisce l'Assemblea Costituente, indice le elezioni. Chiaramente non può che avere un significato consultivo, perché è una legge del Consiglio regionale e non una legge costituzionale a vararla, però che cosa ha questa cosa? Ha la forza dell'investitura popolare, che non è mica una cosetta di poco conto, cioè l'Assemblea Costituente, anche se nasce da una legge del Consiglio regionale, quindi sembra è potenziata rispetto alla formula originaria, ha però questa forza del fatto che tutti i sardi vanno a votare e c'è un'assemblea speciale che deve, diciamo, proporre il nuovo statuto. Devo dire che sulla subordinata, su questa seconda versione della Costituente, nella parte finale della legislatura ci fu un consenso, poi non è stato fatto per mille motivi, perché la situazione politica era incasinata, poi il Consiglio regionale abbastanza indegno era sempre lì per essere sciolto, ma insomma c'erano motivi che conosciamo, che, insomma, per cui non veniva sciolto, no? Interessi privati nati d'ufficio, diciamo. E lo stesso centro-sinistra disse va bene. Io mi ricordo addirittura una conferenza stampa in cui il centro-sinistra e il partito Salvo d'Azione, un po' in polemica con noi, sostenitori, diciamo, della Costituente per via parlamentare, dice vabbè, ma quello non si può fare più, facciamo questo. E facciamo questo. Perché rispetto alla consulta, questa è una cosa di ben altra dimensione. La consulta sapete che cos'è? È una commissione. È una commissione nominata dal Consiglio regionale. Pensa faranno una modesta lottizzazione, no? Le cose finiscono così. Qua è un'assemblea di 40, 50, 60, tanti li prendo tu, tanti li prendo io, con quali poteri? Di fare proposte al Consiglio regionale. Capirai che gran cosa. Tra l'altro nella storia della Sardegna, mi pare di ricordare una storia recente, ce ne sono state già due, uguali, no, di questo stiamo parlando. E arriviamo alla nuova legislatura. Non c'è più la Costituente, né nella forma originale. La novità è che il Consiglio regionale non prende in considerazione nemmeno la seconda forma di cui ho parlato, nemmeno quelli che l'hanno proposta. Io qui mi rivolgo proprio al centro-sinistra, nel quale io mi ritrovo, tra l'altro. Dico, ma perché ciò che andava bene un anno fa adesso non va bene? E io credo che questa cosa al centro-sinistra, ai leaders del centro-sinistra, andrà posta pubblicamente, con molta forza. Con molta forza. La legislatura, io adesso voglio fare un passaggio politico di politica molto immediata. La nuova legislatura, parliamoci chiaro, è solo. Se io guardo, immagino la politica sarda come un campo di pallone, non vedo due squadre, vedo un giocatore. Maradona. No, vedo un giocatore, perché gli altri non ci sono. Il centrodestra è bombardato.
talmente confuso che non trova la strada dello stadio. I sopravvissuti. Il centro-sinistra mi sembra abbastanza buona botta, questo però su. No, non gli va, lo digerisce male, prendono 10 Fernet al giorno, però è su. Intendiamoci, tanto è cambiato il sistema istituzionale. È chiaro che nessun presidente ha mai avuto i poteri che ha l'attuale presidente. Cioè adesso un progetto di governo può essere pensato e perseguito con questi poteri. Prima era molto complicato, non lo dico per assolvere il passato, ma siamo veramente in un sistema nuovo. E questo è il punto. Quando il presidente sulle coste, e secondo me fa bene, dice o rimane la sostanza oppure non ha senso che noi continuiamo e ce ne andiamo a casa, i presidenti di prima non potevano dire questo, perché gli dicevano sì, vai pure, accomodati, adesso non è più così. Questa dà una responsabilità formidabile, un grande potere. Però insomma c'è anche un'altra cosa, io adesso non posso, perché altrimenti divento più lungo di quanto già sono, ma un passaggio su questo lo voglio fare. Dicevo prima, la politica è stata distrutta, è stata fatta a pezzi, è stata negata. La politica non c'è ora. Io ho sostenuto l'ipotesi, solo la sostengo, ma non mi sfugge che quando la gente sceglie il proprio leader fuori dalle istituzioni e fuori dai partiti è perché i partiti e le istituzioni hanno negato se stessi, in un certo senso perché non ci sono, e allora viene solo, e allora viene, lo dico con stima per lui, con affetto, ma viene fuori il taumaturgo. Solo che il taumaturgo può essere utile per una fase transitoria per affrontare la questione del governo, ma la ricostruzione della politica non può essere sulle sue spalle. La ricostruzione della politica tocca a noi, tocca ai partiti, tocca alle associazioni, tocca ai movimenti, tocca ai cittadini. E io vedo, perché sto parlando di questo, no? Torno al punto. Ho detto la nuova legislatura è Soru e stanno liquidando la Costituente. Io vedo in Soru un sardismo istintivo che mi piace, l'identità, però vedo anche scarsa sensibilità, qui non ci sono giornalisti, vero? Quindi posso parlare liberamente. No, perché se esce sui giornali succede un casino, parliamoci chiaro. Vedo una scarsa cultura dell'autonomia, dell'autogoverno, della storia della Sardegna, e vedo persino scarsa familiarità col processo democratico. E da tutte queste cose qui quindi nasce che si sta rischiando di fare un grosso passo indietro su questo aspetto. Su tanti altri invece io vedo delle cose positive, vedo il segnale sulle coste, questa presa di posizione molto bella, molto forte, molto coraggiosa sulle servitù militari, la Maddalena, cose che vanno sostenute. Io credo che noi dobbiamo, vabbè che stavamo parlando della Maddalena, bisogna sostenere queste cose molto forti, che sono segnali potenti lanciati al nostro mondo. Però dobbiamo anche essere esigenti, perché appunto c'è un sistema politico e istituzionale diverso, si possono fare cose che prima non si potevano fare. E arrivo veramente. Cosa devo fare? Forse conviene usare questo. Abbiamo scoperto, no, che sei tu il responsabile di questa cosa. Io sospettavo degli americani e invece sei tu che stai. No, spegnilo proprio. Spegnilo. No, ma era spento. Adesso è acceso. No, la preferisco avere le mani libere. Non politicamente, ma parlando. Allora, questa situazione sarda, questa nostra discussione costituente, consulta, statuto, impatta con la riforma federale della Repubblica.
ne hanno parlato i relatori prima di me, in particolare ne ha parlato Lograno, e quindi io posso saltare, diciamo, questa parte, dicendo semplicemente che non mi pare che ci sia una risposta alle nostre aspirazioni. A parole, sì, c'era Repubblica federale, Senato federale, ma non è federalismo, è quello che si diceva, è una cosa molto contraddittoria, un coacervo di norme che vede un po' una coniuga separatismo e centralismo. Io ho sempre pensato, e non sono un giurista, ci sono arrivato, diciamo, in modo dilettantesco con le mie riflessioni, con le mie letture, con la mia attività politica, che federalismo non è la quantità di tanto, conta, ma non è la quantità di competenze legislative e amministrative che tu ottieni o conquisti dal centro, è la tua possibilità di partecipare ai processi decisionali del centro. Cioè non è staccarti, è esserci di più, nel senso che le regioni sono parte essenziale dei processi decisionali dello Stato, perché sono Stato. Ed è l'Unione Europea. È chiaramente, è un processo. È chiaramente, certo. Ma potrei fare lo stesso ragionamento, come è stato peraltro magistralmente fatto, sul rapporto tra regione e comunità locale. Le prospettive, adesso vado veramente rapidissimo a vedere. Vabbè, il Parlamento deciderà, immagino, a maggioranza la riforma federale. Peraltro, insomma, gli abbiamo aperto noi la strada, perché quando si approvò la riforma del titolo quinto con 4 voti di maggioranza, si è aperta la strada involontariamente a questa cosa. Vabbè, questo detto al passato. Poi ci sarà un referendum. Io credo che non dobbiamo dare per scontato l'esito del referendum. Occorre una grande discussione di massa su questo. Occorre che il popolo, i cittadini capiscano che non si sta parlando di una cosa stramba che sta sulle nuvole, ma che si sta parlando della res pubblica, si sta parlando del bene pubblico, si sta parlando poi della tua vita, dei tuoi diritti. La tua assistenza medica. Certo, della tua assistenza medica, dice giustamente. E adesso che si fa per lo statuto? Sì, è importante, io voglio dire una cosa, può essere che su questo non la pensiamo esattamente nello stesso modo. Anche per me è importante la questione dei tempi. E poi se i sardi abbiamo una proposta, la dobbiamo mettere in campo. E prima si fa il meglio. Però voglio dire, ma senza però, che sembra in opposizione, assieme alla questione dei tempi, il punto è che cosa vogliamo fare. Torno al punto da cui è partito il mio intervento. Se vogliamo un semplice aggiornamento e adeguamento, che è cosa importante, non voglio dire che non serva tener conto di ciò che è cambiato, che sta cambiando nella Costituzione italiana, nell'Unione Europea, la nuova Costituzione di cui ci ha parlato così bene Paolo prima. Cosa importante, ma se vogliamo fare, io dico solo questo, perché a me questo sembra importante, ma non è tutto. E allora faccio una consulta. Se si vuole fare qualcosa di più, se si vuole, come dire, una ricostruzione dello spirito pubblico sardo, se vogliamo ritrovare le radici della nostra comunità civile, se vogliamo dare una nuova forma politica, istituzionale e giuridica al nostro autogoverno, forse dovremmo essere ancora ambiziosi per fare, naturalmente, non per parlarci addosso, per fare in tempi politicamente utili, non per rinviare. Io sento in molti, non mi riferisco adesso alle cose che ha detto qui Paolo poc'anzi perché so quale sia la sua sensibilità su queste, ma in molti in discorsi, anche del Presidente della Regione,
quando dicono bisogna fare presto, bisogna fare subito, io sento una concezione riduttiva. Sento che sono ossessionati dal fare presto, fare subito, perché vogliono fare il gatto. Vogliono fare il gatto. Cioè riprendo la metafora che tutti voi conoscete di Rousseau. C'era, no? Il gatto, l'autonomia speciale sta al federalismo, come il gatto sta al leone, nella stessa famiglia, passano le cose un po' diverse. Noi vogliamo il leone, noi vogliamo il leone. Vogliamo questa cosa qui che dicevo prima. E allora che cosa deve fare chi vuole il leone? Perché cosa deve fare chi vuole il gatto? Molto semplice, prende no, è stato già fatto, non c'è bisogno manco della consulta, dicevamo prima scherzando con Mario Lomero, non scherzando, è la verità. Nel pieno della polemica su costituente e non costituente uscì su un giornale sardo, mi pare Nuova Sardegna, il nuovo statuto. Era una compilazione tecnicamente pregevole fatta dai costituzionalisti e diceva prendiamo le nuove norme della Costituzione italiana, il titolo quinto, vediamo cosa è successo in Europa e ma non fatela la consulta. Il nuovo statuto ce l'abbiamo già, prendiamo quelle 2 pagine della Nuova Sardegna, il Consiglio regionale vota, fatto il gatto. Chi vuole il leone? Io non lo so, e quindi è quella discussione nostra. Ditemi voi cosa bisogna fare per fare lo statuto che vorremmo noi, per fare la ragione che vorremmo noi, per dare dentro la Repubblica Italiana e dentro l'Unione Europea una Costituzione però a un popolo, dare una Costituzione a un popolo. Cosa bisogna fare per fare questo? Non lo so, la mia riflessione finisce qui. Forse dovremmo fare come hanno fatto da altre parti. Forse occorrerebbe il soggetto politico, forse occorrerebbe come il partito catalano, no? Un partito che non si iscriva nello schema politico generale del paese, ma rompa quello schema per la sua realtà. Non ditemi che c'è già o che ce ne sono diversi, perché non c'è. Non è vero che c'è, almeno io adesso non sto polemizzando quest'anno, ma non c'è. E concludo in questo modo, non è pessimismo il mio, io credo che bisogna avere coscienza lucida della situazione per arrivare al punto. Se noi ci sentissimo una nazione, questa cosa l'avremmo già fatta, questo soggetto politico l'avremmo già fatto. Il nostro dramma è che siamo una nazione,